Una delle cose che non ho mai capito è perché noi siamo così sensibili alle invasioni di territorio e così siamo insensibili alle invasioni dei diritti. Quando qualcuno ci porta via 20 centimetri quadrati di terra siamo pronti a scatenare una guerra, quando ci portano via i nostri diritti siamo lì un po' inebetiti a guardare, a lasciar fare per la maggior parte delle volte. Tra i diritti che ci portano via, tra l'altro, ci sono dei diritti fondamentali di vita proprio. Una delle cose che più mi indigna in questo periodo è quello che si sta facendo con l'acqua. Potremmo anche dire che noi siamo fatti per il 65% di acqua, che senza acqua ci sono due soli elementi che ci servono sicuramente per vivere, l'aria e l'acqua, senza acqua moriamo. Se uno è povero ormai l'acqua non la recupera più e quindi qui si tratta veramente di schiavismo, siamo di proprietà altrui diventati, dobbiamo pagarla questa. E anche in questo si può applicare una qualche decrescita? Sì, 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 bon, il problema dell'acqua è un problema molto interessante, molto importante, perché la tragedia che oggi che viviamo con l'acqua è un'altra forma di un'altra tragedia all'inizio del capitalismo nel 600-700 con il dramma delle enclosure, delle recinzioni, quando i poveri sono stati sfruttati del godimento dei beni comuni. Si tratta sempre perché l'economia speculativa, l'economia capitalista, ma l'economia funziona sulla famosa scarsità. Ma la natura non è scarsa, la natura non è una madre avara, come dicono gli economisti. La natura è una madre feconda che ha creato l'acqua. L'acqua c'è una quantità gigantesca, perché la quantità d'acqua nell'ecosistema terrestre non si muove, è sempre la medesima, una quantità gigantesca. Solo che cercano di per fare denaro si deve creare la scarsità, si deve crearla anche per i logiciel, non so come si chiama in italiano, che fa arrabbiare Bill Gates, perché ci sono della gente che scambiano gratuitamente i programmi. Ma allora nel Settecento hanno privatizzato i beni comuni, che prima i poveri potevano avere una mucca senza avere terreni, perché potevano far pascolare la mucca sui beni comuni, sulle foreste. Poi ora, allora come l'acqua non era usata per l'uso privato, ma era usata per le imprese, è stata inquinata su un modo gigantesco anche con l'agricoltura produttivista, che sfrutta una quantità gigantesca di acqua e restituisce un'acqua inquinata con i nitrati, eccetera. E allora c'è la distruzione gigantesca dell'acqua naturale e creazione di una scarsità artificiale di acqua, e allora ora l'acqua privatizzata, che era un bene gratuito per tutti, ora siamo obbligati di comprare l'acqua, una bottiglia, quest'acqua che è venduta 200 volte il prezzo dell'acqua del sindaco, e già l'acqua del sindaco è venduto sempre di più, perché non è più molto spesso il sindaco che la fa, ma la Lyonnaise des Eaux o un'altra impresa capitalista. E questo dramma si prosegue ora con tutto il vivo, con il vivant.
il corpo, il vivente, e tutta questa battaglia sugli organismi geneticamente modificati. Si tratta naturalmente come la natura da sempre i semi era feconda, i semi si riproducevano nei campi del contadino. Si tratta ora con gli organismi geneticamente di privatizzare da parte di Monsanto Novartis, privatizzare la fecondità della natura per venderla ai contadini. E dicono allora la truffa gigantesca, che dicono che così risolveranno la fame nel terzo mondo. Invece è tutto il contrario, perché i contadini dell'Africa non potranno mai comprare questi semi geneticamente modificati, che di più necessitano anche concimi chimici, acqua, eccetera, eccetera.